Milano. Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, la Polizia di Stato ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale, e una donna marocchina di 31 anni con precedenti per spaccio di droga. Sono stati sequestrati circa 162 grammi di cocaina, 14 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish e 3.195 euro in contanti in banconote da piccolo taglio. Le indagini hanno condotto i poliziotti a individuare un appartamento in via Togliatti a Melegnano come probabile luogo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dal quale i pusher effettuavano le consegne di droga agli acquirenti nell'Hinterland sud milanese. C40. Stop agli investimenti in combustibili fossili. Milano sottoscrive l'impegno. Il sindaco Sala si dichiara disposto a muovere le risorse su misure a favore del clima e dell'ambiente per un'economia verde e giusta. Il primo cittadino milanese ha poi aggiunto: ora è il momento di disinvestire dalle società di combustibili fossili e intraprendere investimenti e politiche che diano priorità alla salute pubblica e del pianeta, per ricostruire una società più equa e affrontare questa emergenza climatica. Aperta la nuova biglietteria di Trenord a Milano Centrale, attiva tutti i giorni dalle 6:30 alle ore 21. Situata al piano terra nella galleria commerciale, presso il nuovo punto vendita i clienti possono rivolgersi agli operatori o utilizzare le distributrici self-service per acquistare i titoli di viaggio. Gli operatori sono inoltre a disposizione dei viaggiatori per informazioni o assistenza.